Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si torna a viaggiare sulla Cosenza Paola. Domenica 6 maggio infatti riprenderà la circolazione ferroviaria dopo il dissequestro della Galleria Santo Marco da parte dell'autorità giudiziaria. Sono 20 gli ultra del Catania arrestati con l'accusa di aver aggredito alcuni cittadini scambiandoli per tifosi rivali del Siracusa, le vittime picchiate e rapinate nei pressi della stazione ferroviaria di Lamezia Terme. Sequestrati dai finanzieri di Lamezia beni per oltre 2 milioni di euro nei confronti di una società di costruzioni. Alta mortalità per i tumori in Calabria, anche se l'incidenza è minore rispetto al resto del paese. 30 nuovi casi al giorno, l'ILT manca la prevenzione. Apre domani il pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni in Fiore, la soddisfazione del sindaco. Ad un anno di distanza le istituzioni tornano a San Luca per riaffermare il binomio sport e legalità. Rischio chiusura per le Terme Luigiane, lavoratori preoccupati chiedono un incontro con il presidente Oliverio. Sabotato l'acquedotto comunale a Cinque Frondi, la denuncia del sindaco ai carabinieri, riparato il guasto. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque si torna a viaggiare sulla Cosenza Paola. Domenica 6 maggio infatti riprenderà la circolazione ferroviaria sulla tratta dopo il dissequestro della Galleria Santo Marco da parte dell'autorità giudiziaria. Tra pochi giorni finalmente si potrà tornare a viaggiare in treno da Cosenza a Paola. Riprenderà infatti domenica 6 maggio la circolazione ferroviaria sulla tratta dopo il dissequestro della Galleria Santo Marco da parte dell'autorità giudiziaria. A 5 mesi esatti dal deragliamento avvenuto all'interno del tunnel ferroviario, era, lo ricordiamo, il 6 dicembre scorso, si chiude una fase difficile per i collegamenti tra il capoluogo e il Tirreno. I lavori di ripristino si sono conclusi nei giorni scorsi, poi l'ultimo sopralluogo all'interno della Galleria Santo Marco, quindi il dissequestro disposto oggi dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni. Il consulente nominato dalla Procura di Paola insieme ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno visionato lo stato dei lavori effettuati all'interno della galleria per verificare gli standard di sicurezza, interventi che hanno riguardato non solo la canalizzazione delle acque di infiltrazione, causa principale dell'ossidazione e del danneggiamento del binario sul quale si è verificato lo svio, ma anche altre opere sull'intero percorso, con la sostituzione tra l'altro dei vecchi deviatoi con altri più moderni e sicuri. I lavori di ripristino e messa in sicurezza sono iniziati il 28 marzo e si sono conclusi il 28 aprile scorso. Per sistemare i binari danneggiati e rinnovare i tratti di rotaia, oltre 150 tecnici di Rete Ferroviaria e delle ditte appaltatrici hanno lavorato 7 giorni su 7 H24 per rispettare un cronoprogramma serrato. Domenica dunque riprenderà la circolazione sulla tratta Cosenza Paola, ma a quanto pare i lavori continueranno anche nelle ore notturne dopo l'apertura della Galleria Santo Marco per la realizzazione delle vie di accesso e di fuga e per l'installazione di altri dispositivi di sicurezza. Operazione Tifo Selvaggio, sono 20 gli ultra del Catania arrestati con l'accusa di aver aggredito alcuni cittadini scambiandoli per tifosi rivali del Siracusa. Le vittime sono state picchiate e rapinate nei pressi della stazione ferroviaria di Lamezia Terme. In meno di una settimana sono stati identificati e arrestati. L'operazione Tifo Selvaggio ha dato un volto e un nome ai tifosi del Catania che domenica scorsa hanno aggredito 4 docenti che viaggiavano in auto dopo averli inseguiti in autostrada. I prof, scambiati per tifosi del Siracusa, sono stati picchiati e rapinati vicino alla stazione di Lamezia Terme. Un fumogeno è stato lanciato contro la Fiat Multipla. Il terrore degli occupanti dell'auto e l'assalto degli ultra, interrotto dall'intervento di un agente della polizia ferroviaria e da altri poliziotti arrivati alla stazione di Lamezia Terme, fermato l'autista del pulmino sul quale viaggiavano gli ultra. Le indagini sono state condotte dagli uomini del commissariato di Lamezia Terme e dalle Digos di Catanzaro, Catania ed Enna. I reati ipotizzati nei confronti degli indagati sono a vario titolo: rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad
offendere in occasione di manifestazioni sportive, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di materiale esplodente. Questa mattina nella conferenza stampa in commissariato alla Lamezia è stato sottolineato come l'azione del gruppo di tifosi sia stata violenta e premeditata. Sicuramente sì, perché ha inizio, come dicevamo, lungo l'autostrada A2 all'altezza dello svincolo di Vibo Pizzo, dove addirittura i soggetti avevano creato una sorta di rallentamento, di filtraggio volto a far passare e rallentare le macchine che percorrevano l'autostrada per verificare la presenza di eventuali appartenenti alla tifoseria contrapposta del Siracusa. Le indagini rese più difficili dall'impianto di videosorveglianza non funzionante. È una criticità che purtroppo ci portiamo dietro da un po' di tempo. L'ente comunale comunque è corso ai ripari, quindi penso che sia una problematica che da qui a breve possa trovare adeguata soluzione. Indagini ancora non concluse. Il procedimento ha bisogno degli ulteriori approfondimenti investigativi e poi quindi valuteremo all'esito l'esercizio dell'azione penale sia in relazione alla tempistica sia in relazione ai soggetti destinatari della stessa. Bancarotta fraudolenta, sequestrati dai finanzieri di Vibo beni per oltre 2 milioni di euro nei confronti di una società di costruzioni. I finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni per 2 milioni e 200 mila euro nei confronti di un'importante società di costruzione del Vibonese impegnata anche nella realizzazione di appalti pubblici. Il provvedimento è scaturito dalle indagini relative al fallimento di una società consortile, la Torrente Monta SRL, appositamente costituita per la gestione di un lotto di lavori della costruzione di una struttura strategica come la diga sul Menta. Secondo l'accusa, una volta vinta la gara d'appalto, la società consortile è stata di fatto dissanguata da un noto imprenditore vibonese che nel frattempo aveva acquisito il 100% delle quote sociali, il quale, pur continuando ad incamerare le somme erogate dall'amministrazione appaltante in base ai vari stati di avanzamento lavori, ometteva di trasferire queste disponibilità nelle casse della società consortile. Il mancato ripianamento dei costi causava il fallimento della consortile, che non era più in grado di pagare gli ingenti debiti accumulati nei confronti dei fornitori e dei lavoratori dipendenti. Per questo motivo l'imprenditore vibonese, nel frattempo deceduto a dicembre, era stato segnalato insieme ad altri, fra cui alcuni professionisti incaricati della procedura fallimentare, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, falso in attestazioni e relazioni nell'ambito della procedura fallimentare, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e omessa denuncia di reato commessa da parte del pubblico ufficiale. Adesso il sequestro effettuato di somme di denaro per circa 2 milioni e 200 mila euro depositate su conti correnti bancari nelle disponibilità degli eredi dell'imprenditore vibonese. Alta mortalità per i tumori in Calabria, anche se l'incidenza è minore rispetto al resto del paese, ma ci sono 30 nuovi casi al giorno. 10.500 nuovi casi di tumore registrati in Calabria nel 2017, circa 5.000 decessi nello stesso periodo, dati in aumento che comunque non delineano un'incidenza maggiore rispetto ad altre aree del paese, con l'orretto, seno, polmone, prostata e stomaco, gli organi interessati maggiormente dal cancro, che viene diagnosticato ogni giorno a 30 calabresi. A fronte di questi numeri, la Calabria è molto indietro in quanto a prevenzione. Lo screening sul tumore alla mammella, che nelle altre regioni è stato effettuato su un campione superiore al 70%, qui si è fermato al 30%, ed è questo uno dei motivi per cui il tasso di mortalità in Calabria è superiore a quello di altre aree. Prevenire è meglio che curare è lo slogan scelto dalla LILT per incentivare le strategie di prevenzione, screening, assistenza, ma anche la creazione di strutture oncologiche e il miglioramento dell'accesso alle cure. C'è bisogno anche di un momento culturale, educativo delle nostre popolazioni che devono venire a fare prevenzione. E poi c'è anche l'altro grosso capitolo, bisogna avere delle strutture oncologiche adeguate, l'accesso alle cure deve essere uguale in tutto il paese e la Calabria ancora deve fare un grosso sforzo nel migliorare le strutture oncologiche. C'è stato questo grande, piccolo, come vogliamo dirlo, miracolo dello sviluppo delle oncologie mediche in Calabria, però tanto si deve fare dal punto di vista ad esempio della chirurgia oncologica, delle applicazioni più nuove della radioterapia, quindi c'è tutto un messaggio che deve andare a chi
fa politica sanitaria e chi deve decidere le strategie di intervento in Calabria. La LILT fa la sua parte, con un impegno costante sul territorio. Proprio in questi giorni partirà una nuova campagna di prevenzione in provincia di Cosenza, che porterà il mezzo mobile in diversi centri per visite e mammografie, ma la struttura commissariale della Regione devono continuare l'opera di potenziamento della rete di prevenzione e delle oncologie mediche. La Regione sta lavorando alle reti strategiche. Dentro le reti strategiche non c'è dubbio che l'oncologia ha una priorità. Si sta anche lavorando a orientare strutture e dedicare strutture anche fisiche. Per esempio nella provincia di Cosenza c'è l'orientamento, anzi ormai la decisione consolidata di fare dell'ospedale Mariano Santo un punto strategico per quanto riguarda le attività oncologiche complessivamente intese. C'è la condivisione di insistere, di rafforzare la struttura dell'ospedale Ciaccio all'interno dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio. C'è anche lì in pratica, infatti ormai avanzata, un'attività oncologica che riguarda la struttura degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Poi ci sono tutte le attività che riguardano gli ospedali SPOC della nostra regione per quanto concerne le attività di natura squisitamente assistenziale. In queste settimane, in questi mesi si è anche sperimentato per esempio un fatto significativo che riguarda la struttura di San Giovanni in Fiore, in cui le terapie vengono somministrate nella stessa struttura, avendo a supporto e a garanzia tutte le attività cliniche e tutte le attività farmacologiche necessarie. Domani è prevista la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni in Fiore e la soddisfazione del sindaco. Sentiamo Anna Franchino. L'ospedale di San Giovanni in Fiore verrà restituito alla comunità silana dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato alcuni reparti e il pronto soccorso. Domani è prevista la riapertura di un presidio fondamentale per l'intera zona montana che restituisce a questo territorio un diritto fondamentale ed inalienabile. Una bella soddisfazione perché dopo tante battaglie finalmente siamo riusciti a far ristrutturare il pronto soccorso che sarà tra i più belli della Calabria, ma soprattutto funzionante perché sarà dotato di nuove attrezzature, di nuove apparecchiature e quindi un pronto soccorso che è all'avanguardia. Quindi per noi una notizia importante, ma lo è soprattutto per una città di montagna come la nostra, che vive a oltre 1000 metri di altitudine. Questo è il primo passo per il rilancio vero del nostro ospedale. Una battaglia che l'amministrazione comunale ha portato avanti con caparbietà e senza mai mollare la presa fino alla fine. Hanno creduto nella possibilità che una struttura ospedaliera così strategica per la salute del territorio della Sila Cosentina potesse e dovesse essere riabilitata e restituita agli utenti. È una delle prime battaglie della mia amministrazione comunale. Sulla salute abbiamo detto ci giochiamo la faccia e insieme al pronto soccorso domani saranno funzionanti e inaugurati anche il reparto di oncologia dove sarà somministrata ai pazienti la chemioterapia, quindi metteremo fine ai viaggi della speranza. Domani è una giornata straordinaria per la nostra comunità, quindi vedremo di incrementare ancora gli altri reparti che non sono ancora funzionanti al 100% e quindi dobbiamo ancora lottare perché i livelli essenziali di assistenza devono essere garantiti ai sangiovannesi. Il prossimo passo sarà quello di rendere ancora più efficiente e funzionale il presidio ospedaliero montano nell'ambito degli interventi promossi per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Abbiamo ottenuto tante cose nuove e importanti. Ora bisogna rilanciare in maniera seria la chirurgia, perché il reparto di medicina funziona e funziona anche bene, gli altri reparti per la verità stanno offrendo delle buone prestazioni, quindi da domani cambiamo registro, inizieremo l'altra battaglia affinché il reparto di chirurgia sia funzionante come lo è stato tanto tempo fa. In stato di agitazione i lavoratori delle Terme Luigiane che chiedono un incontro urgente con il governatore per avere più certezze sul loro futuro occupazionale.
Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori delle Terme Luigiane. Con la nuova stagione alle porte il futuro resta incerto. Dopo l'incontro con i lavoratori convocato dalla CISL, il comitato ha deciso di inviare al presidente Oliverio la richiesta di organizzare entro pochi giorni un incontro finalizzato a chiarire la posizione della Regione Calabria, trovando soluzioni immediate in accordo con le amministrazioni comunali di Acquapesa e di Guardia Piemontese. Il presidente Oliverio è stato qui quando ci sono state prima delle elezioni e avendo esposto noi i problemi che abbiamo alle terme, lui ci ha rassicurato, ci ha dato rassicurazione che avrebbe risolto il problema delle terme. Sono a rischio 250 posti di lavoro e con l'indotto arriviamo a 500. Il Presidente ci ha promesso che subito dopo le elezioni avrebbe risolto la situazione della concessione delle acque, cosa che fino ad oggi non è avvenuta. Il personale dell'azienda è estremamente preoccupato per quanto riguarda l'espletamento delle procedure della gara per l'assegnazione della concessione delle acque, nonostante le Terme Luigiane restano uno dei punti fermi per l'erogazione di tutte le cure previste dal piano sanitario calabrese, offrendo anche per quest'anno servizi di qualità ai propri clienti e cure efficaci ed efficienti. Le preoccupazioni restano e sono legate al fatto che il prossimo 31 dicembre terminerà la proroga della concessione affidata alla Sateca e la Regione Calabria non ha ancora deciso chi sarà il futuro concessionario. 8 mesi sono pochissimi, 8 mesi è nulla. Credo che prima dell'estate va in qualche modo coinvolto il territorio e la Regione in una discussione che arrivi ad una concretezza rispetto al problema. Poi è chiaro, i lavoratori hanno le loro forme di lotta, di coinvolgimento. Se questo non dovesse esserci, allora alzeremo come CISL il tiro dell'avvertenza e con i lavoratori si deciderà cosa e come chiedere e come risolvere il problema. Ad un anno di distanza le istituzioni tornano a San Luca per riaffermare il binomio sport e legalità. Un simbolo ma anche un percorso reale sul quale si incammina la comunità di San Luca, oggi al centro dell'interesse istituzionale e mediatico. Non una passerella ma una certificazione di volontà, secondo la quale realtà che hanno subito per colpe proprie ma anche di altri ritardi hanno il diritto di rialzarsi. Oggi nel centro preaspromontano, ad un anno dalla inaugurazione dello stadio comunale, la manifestazione fu presentata dall'indimenticabile Fabrizio Frizzi, lo Stato e la comunità sanluchese si sono ritrovati. C'è un'apertura verso il rinnovamento che fa molto ben sperare. Occasione l'evento In campo per il futuro, un anno dopo. Presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Rao, il prefetto di Reggio Calabria dottor Michele Di Bari, altre importanti autorità militari, civili e religiose e soprattutto la gente per bene laboriosa che a questi progetti crede. Le istituzioni sono tornate con i ragazzi della scuola di San Luca, con i ragazzi di questa terra, con la comunità di San Luca, per dire che ovviamente ci siamo, continua il nostro lavoro, continua il nostro impegno, che il nuovo campo sportivo era soltanto l'inizio di un percorso che è andato avanti in tutto l'anno con attività per i ragazzi, per la comunità, che continua legando allo sport l'educazione anche alla legalità, al rispetto reciproco contro ogni forma di discriminazione, soprattutto basata sul genere, e io credo anche con nuovi progetti che riguardano persone con disabilità che vivono questo territorio, che vivono questa comunità, che sono importanti. Io credo che mettere al primo centro, al primo posto, al centro i cittadini, le comunità, le persone sia comunque dovere del governo e delle istituzioni. Sabotato l'acquedotto comunale a Cinquefrondi, la denuncia del sindaco ai carabinieri. Nuovo danneggiamento all'acquedotto comunale di Cinquefrondi. Nella mattinata di ieri gli operai del servizio idrico hanno scoperto la rottura della serratura e l'apertura della porta d'ingresso dell'acquedotto pubblico. Per l'amministrazione comunale è stato il sindaco Michele Conia a denunciare l'accaduto ai carabinieri della stazione di Cinquefrondi, i quali hanno immediatamente dato corso alle indagini per fare piena luce sul danneggiamento. Il primo cittadino indignato ha attaccato i soliti ignoti. Abbiamo immediatamente ripristinato
dimenticato quanto dolosamente manomesso, ha affermato il sindaco Conia, perché questi signori non solo non ci fanno paura, ma non fermeranno la nostra azione amministrativa. Naturalmente abbiamo immediatamente verificato la potabilità dell'acqua e denunciato l'accaduto alle autorità competenti, con la speranza che i responsabili vengano individuati e in quel caso non esiteremo un attimo a costituirci parte civile contro chi danneggia il bene comune e provoca danni e disservizi a tutti i cittadini. A novembre scorso ad essere preso di mira era stato l'acquedotto comunale in montagna. Sempre ignoti, dopo aver rotto il lucchetto di una grossa catena, si sono introdotti nei locali e provveduto a svuotare le vasche. Più a valle, nei pressi di un torrente, venne inoltre scoperta una perdita alla rete idrica, tanto che il comune dovette disporre un intervento urgente. Secondo il sindaco Conia, qualcuno continua a non voler accettare la crescita di Cinquefrondi e tenta in modo vigliacco e codardo di fermare il cammino, ma questa gentaia, ci va duro il primo cittadino, è sempre più isolata da una comunità che reagisce e ama il nostro comune. Il GUP di Catanzaro ha rinviato a giudizio 39 persone coinvolte nell'inchiesta Giorni della DDA di Catanzaro, che ha svelato l'infiltrazione delle cosche crotonesi dell''ndrangheta nella gestione del centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Il processo inizierà il prossimo 25 luglio. Altre 81 persone invece saranno giudicate con rito abbreviato e il processo per loro inizierà l'11 giugno. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. È ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza la giovane alla guida di una Fiat Uno che per cause in corso d'accertamento si è scontrata con una Ford Ka ieri sera lungo la SS 107 Silana Crotonese in località Pianette, nel territorio di Rovito. Nell'incidente ha perso la vita la madre della ragazza, una donna di 73 anni, Rosa Cortese. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare. Indagano gli agenti della polizia stradale per definire l'esatta dinamica dell'incidente. Il tratto stradale è rimasto chiuso per alcune ore. Gli agenti delle volanti della questura di Cosenza nel corso dei controlli del territorio hanno notato su via Popilia un 55enne noto alle forze dell'ordine, scarcerato nei mesi scorsi dopo 11 anni di detenzione, che alla vista degli agenti ha tentato di dileguarsi in bicicletta. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e perquisito. All'interno di una tasca del pantalone aveva una pistola calibro 6,35 con matricola Brasa e 4 cartucce dello stesso calibro. L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico. Spletate le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale in attesa di giudizio. È in prognosi riservata il professore in pensione di 67 anni investito nel centro di Vibo Valentia mentre attraversava la strada. L'uomo, che nell'impatto ha riportato un politrauma e diverse contusioni, non è in pericolo di vita. È stato ricoverato all'ospedale Iazzolino. Ad investirlo una giovane di 26 anni alla guida di una Fiat Panda. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. A Castrovillari adesso per la 19ª edizione della Primavera dei Teatri al via il prossimo 27 maggio. Dal 27 maggio al 2 giugno a Castrovillari torna Primavera dei Teatri, 19ª edizione, il festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, ideato e diretto da Scena Verticale, che ancora una volta si conferma polo di riferimento per il teatro calabrese, punto focale al sud, che ha contribuito negli anni al rinnovamento del linguaggio scenico in Italia, captando i segnali più vitali sparsi nell'intera penisola. È un'edizione talmente ricca che è difficile raccontare le novità, perché è piena zeppa di novità. In 7 giorni faremo 25 spettacoli, 21 dedicati al pubblico adulto, il pubblico del contemporaneo, tra cui 18 tra prime e anteprime nazionali. Quindi pieno zeppo di novità, e 4 invece dedicate a un pubblico più dei bambini e dei più piccoli. La rassegna, che inaugura la stagione dei festival teatrali italiani, trasformerà Castrovillari in una città laboratorio, proponendo in cartellone 21 spettacoli, di cui 16 prime e 2 anteprime nazionali.
Le due novità principali sono intanto il rafforzamento della vocazione internazionale del festival, questo lo facciamo attraverso questo progetto che si chiama Europe Connection, che è un progetto di diffusione sostanzialmente della nuova drammaturgia europea in Calabria, e lo facciamo attraverso la messa in relazione con la produzione artistica regionale, proprio perché appunto l'altra direzione di sviluppo chiara e definita è quella della creazione di maggiori opportunità di incontro, di crescita, di confronto per gli artisti e gli addetti ai lavori calabresi. A Cosenza la tradizionale festa del Santissimo Crocifisso, causa maltempo, la processione è stata rinviata a domenica. Ogni anno il 3 maggio Cosenza festeggia solennemente il Santissimo Crocifisso in memoria della data del ritrovamento da parte di Sant'Elena della vera Croce di Cristo. Le celebrazioni liturgiche iniziano il 23 aprile ed hanno il loro culmine proprio il 3 maggio con una giornata di devozione e di preghiera. La processione e i festeggiamenti civili quest'anno sono stati ostacolati dalla pioggia. La processione è stata infatti rinviata a domenica pomeriggio, ma questo non ha impedito a tanti cosentini di rendere omaggio al Santissimo Crocifisso nella chiesa convento detta della Riforma, che nel corso degli anni è diventata un simbolo di aggregazione e di identità. La chiesa infatti ha dato il nome a tutto il quartiere del centro storico ed è così chiamata in quanto dal XVIII secolo fu dimora dei frati riformati, che furono i primi ad introdurre il culto verso il Santissimo Crocifisso. E sempre a Cosenza, a Villa Rendano, ho presentato il romanzo di Carmelo Maria Garreffa. Il giostraio ed altre vite, e questo è il titolo del romanzo di Carmelo Maria Garreffa, edito da Pellegrini e presentato a Cosenza nelle sale di Villa Rendano. Un giostraio che ha il dono di infondere speranza, ridare speranza agli uomini che incontra sulla sua strada, uomini da cui trae anche qualcosa di prezioso per sé. Un uomo che è collocato in un'altra epoca, ma che vorremmo avere anche oggi, perché forse oggi ancor più di ieri c'è bisogno di questa perduta speranza. Infante, questo è il nome del giostraio, ha il dono di saper ascoltare tutte le persone che incontra nel corso dei suoi viaggi, ed è proprio questo il tema che, attraverso il suo romanzo, vuole sollevare l'autore: la società contemporanea a ritmi troppo veloci e a volte addirittura forsennati, che non lasciano più spazio alla capacità di ascolto. Forse bisognerebbe, in tanti lo teorizzano da filosofi e economisti, un ritorno a delle velocità più a portata d'uomo, perché l'uomo è programmato per andare a 1 chilometro, 2 all'ora, non a queste velocità, e quindi di conseguenza c'è meno tempo per i rapporti umani, meno tempo per ascoltarsi, meno tempo per tenderci una mano d'aiuto, insomma, e questo sì, purtroppo è uno dei mali della nostra attuale società. Un appuntamento prima del meteo, domani 5 maggio nella Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza, la finale del concorso di bellezza For Lady Over 33, la manifestazione giunta alla 3ª edizione promossa dalla Red Fin Eventi con il patrocinio del Comune di Cosenza. Il concorso, riservato alle donne over 33, è nato da un'idea del patron Ermanno Reda, che si è ispirato ad un format già consolidato in altre parti d'Italia. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. L'area di bassa pressione attiva sul Mediterraneo centrale nelle prossime ore apporterà ancora tempo instabile, prima di un generale miglioramento atteso nel fine settimana. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, nelle ore centrali possibili brevi ed isolati rovesci su Pollino e Sila, temperature massime in graduale aumento. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani ancora mosso il Tirreno, calmo o poco mosso lo Ionio, venti deboli da quadranti occidentali. Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito meteincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.